Siamo arrivati all'ultima corsa del convegno, la settima, dotazione di 3.080 euro per questa corsa riservata ai cavalli europei di 5 anni e oltre di categoria G sul miglio. Partenza con l'autostart che ha acceso le luci, quindi siamo pronti per l'allineamento. Leggiamo il campo dei partenti. Il numero 1 è Obuleo con Alberto Garruto, il 2 Donatello con Giorgio Cassani, il numero 3 Fangio B con Giuseppe Ferrante, il 4 Phil Love the Bus con Maurizio Cheli, 5 Castiglione Marcello Di Nicola, il numero 6 Fonzi dei Dalti Salvatore Piscuoglio a chiudere la prima fila, e andiamo alla seconda che ha il numero 7 alla corda Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata con Episodio Jet, il numero 9 Fenalu ST, il numero 8 da Grandi è ritirato, il 9 Fenalu ST con Marco Stefani, il 10 Falco Trio con Sandra Brombin e l'11 Fannigai TC con Salvatore Valentino. La macchina accelera. Partiti in questo momento, se la giocano Obuleo e Donatello, con il primo che rimane sempre numero 9 Fenalu ST squalificato, numero 4 Phil of Bus squalificato, e quindi uno davanti al 2. Questo è quello che è successo in questi primi 150 metri di corsa. E Obuleo ha mantenuto la corda, Donatello lo segue e poi abbiamo gli altri cavalli che li seguono e già qualcuno incomincia a muovere in terza posizione della corda. Vediamo De Nicola con Castiglione, ma c'è già un attacco che vede appunto muovere la situazione nelle prime posizioni. Quindi 29,5 c'è stata andatura per questi primi 400 metri e comunque davanti rimane Obuleo. Un terzetto guida con il numero 5 di Marcello Di Nicola che segue quando entriamo nella retta delle tribune. Il cavallo all'esterno è il numero 3 di Fangio B che prova a mettere un po' di pressione a quello che è il leader, ma niente di che. Alberto Garruto non sembra impensierito più di tanto, passiamo agli 800 metri in 58,9 e la situazione prosegue così come si è cristallizzata in questi primi 800 metri. Nessuno fa mosse particolarmente azzardate e arriviamo al chilometro, un chilometro passato comunque in un'andatura piuttosto svelta, 1,14,6, e il numero 3 di Fangio B continua a rimanere a destra di Obuleo che controlla la situazione. Donatello continua a seguire la corda, incomincia a essere richiamato a maggiore impegno Fangio B a destra e Obuleo invece sembra saldamente in controllo. 14,7 per la retta delle scuderie, siamo nell'ultima piegata quando in terza ruota arriva un cavallo dal fondo del gruppo ed è probabilmente Episodio Jet, numero 10 Falco Trio squalificato. 16,1 racconta il cronometro per la piegata finale, sono in difficoltà un po' tutti e Obuleo rimane davanti, Episodio Jet prova a recuperare qualcosa ma Donatello alla corda è forse quello che resiste meglio, quindi vince Obuleo 1,15,5, 2 minuti poco più per portarsi a casa la corsa, 31,4 il rallentamento al finale, quindi vittoria di Obuleo. Alberto Garruto per Battista Congio per la proprietà di Carlo Bonfiglioli che si aggiudicano questa ultima corsa. Andiamo a vedere in termini numerici, vince appunto il numero 1 di Obuleo, seconda posizione per Donatello, terza posizione in foto il numero 3 e il 7 e poi il numero 5 di Castiglione. Per questa ultima corsa del convegno di questa sera ci rivediamo venerdì prossimo qua al Savio, inizio delle corse sempre ore 20:45.